Ok, ci siamo. Lo stadio è gremito in tutti gli ordini di posto. Gli sguardi speranzosi ed assetati di vittoria seguono i passi del coraggioso giocatore che con fierezza si dirige impavido verso il disco di bianco gessato. Sì, signori miei. Calza le manica. Una canzone di qualità. Tutti quanti sanno cosa lei che conta, perché quel che conta è soltanto il gol. Palla cade panza di segnotto de ongia, perché quel che conta è soltanto il gol. Gol de punta, meglio un gol de punta. Gol de punta, fammi un gol de punta. Ascolta la domenica che gol de punta, perché quel che conta è soltanto il gol. Cosa sono banane? Tutti pronto. La folla, tacita e rispettosa, attende l'eseguire della penalità. Ed ecco, il giocatore Beppe Bifido sistemarsi una mina alle sgalmane e apprestarsi a scagliare la sfera accoiata. Ma nemmeno il tempo di un sorso di refrigerante tamarindo o un morso di un tosti o sandwich che dir si voglia, e i muscoli di carnera memoria vanno a tendersi in una breve rincorsa. Ecco il tiro. E c'è il gol di punta. E il giocatore viene portato in trionfo. Eccoci qua, eccoci. Buongiorno, eccoci, adesso dovevo Buon primo arrivare. maggio a tutti. Vediamo se ci Buona riusciamo. festa del lavoro, sì, ce la facciamo, come no se non ce la facciamo? Eccoci che ce la facciamo. Buongiorno Eccoci qua. Tony. Carissimo Nicolò. Quasi buonasera, insomma. Buonasera. Cioè. Allora, primo maggio. Stavo condividendo, perché Sì, lo diciamo. Sì. Esatto, stavo condividendo anche sul mio profilo personale, quello di Nicolò Brenzoni, la diretta. Tu hai condiviso sul tuo Antonio Tony Franchi? Sì, adesso un attimino. Allora, intanto stanno già aumentando le visualizzazioni. Aspettiamo ancora come fa Scanzi, un grande Scanzi che aspetta. Dai, condividete questa nostra diretta, perché dobbiamo essere veramente tantissimi. L'altra volta veramente abbiamo spaccato, tra virgolette. Sì, possiamo approfittarne già per ringraziare veramente. Sì, ringraziamo tutti quelli che ci hanno scritto. Esatto. Sì. Penso che sia una delle trasmissioni più viste sicuramente nel Veronese e dintorni, non solo, perché ci guardano anche dalla California, ci guardano da Tokyo, da Buttapietra, un po' dappertutto. Allora, Buttapietra è nella provincia della California, sì, no. Ovviamente sarà possibile anche il fatto di condividere, cioè, oltre a condivisioni tramite Facebook e altro. Sarà anche possibile, intanto ho sbagliato io la condivisione, quindi vedi, non so che caspita ho fatto, adesso rimedio subito, cerco di rimediare subito. Allora, collegamenti come sempre ne avremo un bel po', avremo degli esponenti del calcio, insomma, notevoli, vari personaggi, ritornerà anche a grande richiesta qualcuno dall'est Veneto, giusto? Sì, è a grandissima richiesta quello, a grandissima richiesta tornerà proprio qualcuno che ha a dir poco spopolato l'altra volta e vedremo cosa accadrà. E intanto guardatela anche su YouTube, e salutiamo già Silvia e salutiamo appunto quelli che ci stanno guardando sia da Facebook sia da YouTube. Dovrebbe essere pronto un collegamento, dopo io intanto vedo se riesco a condividerlo effettivamente sulla mia pagina, perché l'ho detto ma non mi si carica. Dovrebbe essere pronto un allenatore da quel del Friuli, Cornaredo intanto, c'è anche Cornaredo, c'è anche appunto Hassan, c'è anche Cornaredo, eccolo qua. Dovrebbe essere da Aquileia, della sua grandissima Aquileia, Gigi Del Neri, sentiamo se c'è Gigi, eccolo. Lo vediamo, ci sente Gigi? Mi ero addormentato. Avevo fatto un pisotto, piccolo pisotto. Buonasera. Buonasera mister. Avete fatto l'aperitivo? Sì, stiamo aperitivando. Aspettavamo lei, della verità. Serve per compagnia, amico il brodo. L'aperitivo col brodo, dai. Sappiamo che lei è un salutista, ma non esageri, per cortesia. Le stelline in brodo. Le stelline. Le stelline.
Mi piace i grattini d'odore. Sì, come no. Dopo magari le mioline in brodo, Sì. quelle robe lì, insomma. Ecco, anche perché Sì. diciamo pure oggi è un 1° maggio Sì. un po' di È un po' merda, particolare, no, vero? sì, Un po' particolare. anche tempo che quando ho visto che tempo che è oggi, ho detto, quasi sto a casa. Molto spiritosa questa, molto spiritosa. Grazie. Allora, Allora ci dica. Intanto No, c'è anche Verona Nord, c'è anche Marino Marangoni, anche buon primo maggio, inizio del mese, vedi, inizio del mese mariano, anche lei so che è molto religioso come Marino Marangoni, o sbaglio? ma è il mese mariano, il giocatore. No! Come si chiama? Mariano, chiaro, Mariano Cucureddu. No, quello è Cucureddu Antonello. non credo si chiamasse Mariano, Mariano Buscolotti. Non credo neanche quello, non credo neanche. Anche Mariano Buscolotti era difficile trovare le figurine. Sì, no, ho capito che era difficile, però. Buscolotti mi pare che era del Napoli. Sì, quello lo ricorda bene. Forse era Mariano Palanca. No, neanche quello. Vabbè, chiediamo amici ascoltatori che Mariano è vero. Sì, ascoltiamo. Allora, comunque saluto anche io Marino Marangoni, sì, il nostro grande amico, Sì. Grande amico parrucchiere, infatti te vedi che è chiuso e ora non posso più andare da Marino, Badia Caravena a farmi carriera. Esatto. Mi tocca a te. Ormai con i carri che parte sei la paglietta dei idraulici perché non perda. Allora, allora intanto scusa Nicolò, un attimo dica. che salutiamo No, Diego da Londra che ci sta ascoltando e vedendo. Mitico okay? Diego, grandissimo. E Natascia che ci ascolta dall'Abruzzo invece. Allora, intanto adesso pioverà perché sono riuscito a condividerlo anche sulla mia pagina. Bravo, e volevo chiedere, difatti, visto che Marino siamo come fratelli, dal 4 maggio non è che posso venire a tagliarmi i capelli in quanto congiunto, un congiunto ideale, non so se valgono, cosa dite? Mister Del Neri, lei si è fatto un'idea su questi congiunti, di chi siano, perché è stata la parola più ricercata da domenica sera, se guarda i vari motori di ricerca ha avuto un'impennata. Beh, per forza, perché quando le cose non sono chiare, limpide come acqua azzurra, acqua chiara, mi spiego? Sì. Allora il discorso comincia a farsi difficile, perché uno lì, vabbè, sono congiunto con Navigliaca, che la sta. No! Calmo, se no non capiscono neanche i nostri ascoltatori. Pensava adesso in panchina, Ah sì, no, perché scusa, è un problema grosso. Come fanno uno a stabilire il grado di congiunzione che c'è tra due persone, no? Uno può essere congiunto, penso, può essere congiunto con un amico, può essere congiunto con un cane, può essere congiunto con un sottino. Vabbè, insomma, se io la sai anda solo nella seconda casa, perché no, ci credo, uno può essere congiunto col cognato, mi spiego, questo è il nostro pensiero. Uno può essere congiunto, insomma, con una miriade di persone, no, mi spiego. Uno può essere congiunto anche appunto con bandiere, magari deve tirarsi i capelli appunto e sono congiunto e dopo con Marino Marangoni sono amico da 40 anni e mi manca un casino, mi manca da morire, capito come? E questo è il nostro concetto, ecco, questo è il nostro pensiero, ecco. Senta Gigi, adesso che riapre Mino somiglia congiunto come suocera, quindi voglio
Allora... Senta, Gigi, allora dal 4 di maggio riapre tutto. La prima cosa che farai quando uscirai? Beh, no, i barbieri no, purtroppo. No, i barbieri no, però si esce, si può girare, dai, insomma. Difatti, vedi, Allora, quando stanno sparendo i capelli, difatti, ha fatto questa magia. La prima cosa che farò, sistemerò i capelli, sicuramente. Sì? Aspetta, dimmi se sistemali così vai meglio. Sì, meglio. È sparito il bordo sotto, però i capelli vanno bene adesso. Ecco, perché sotto ho pitturato sti muri qua con la carta carbone. Capisco. Guarda, uguale dappertutto l'ho pitturato con la carta carbone, figo. Okay. Ecco, quando uscirò di qua sicuramente andrò a pescare la Mambrota. Ma lei frequenta quindi queste zone? Sì. E pesca mi piace cosa? molto. Se posso chiedere cosa pesca? A tota, a carpa, a fare il gioco con la carpa, a tota, carpa. Mi piace anche insomma abbastanza il mattin pescatore. Ecco, e tutte insomma quel tipo di pesce lì. Ecco, l'importante è lei che ne parla. Ma sa che molti l'hanno paragonata però al nostro attuale premier, perché ho visto molti meme che giravano in rete dove associavano, ha detto, si è capito un discorso di Conte come probabilmente i suoi giocatori la capiscono in panchina. È vero o sfattiamo questi miti, insomma, che non capivano bene cosa stessero dicendo? Allora, che aveva dei grossi problemi con Emil Alfredson si chiama. Grossi problemi perché lui era da Finlandia, Islanda. Non capiva niente. Avevo qualche problema. Ma con gli altri no, giusto? Gli altri magari si faceva capire lo stesso, sono chiacchiere quelle. Avevo dei cartelli, quando mi capiva avevo dei cartelli, ma gli mandavo degli emoticon, capito? Bravo, in campo, scusi. Bravo, quando sparava un gol, Scusi, me lo rifà perché sembrava l'urlo di Munch. Facciamo un fermo immagine. È l'urlo di Munch, Tony, hai visto? Sì. È un'opera d'arte lei. Quando mi faceva una bella battuta e mi buttavo le gocce. Roba da matti. Vabbè. Vede che non l'hanno dimenticata neanche i tifosi del Chievo l'hanno dimenticata, visto? Stanno arrivando anche messaggi, alcuni un po' ironici, temo che siano un po' ironici anche. Sì. Sarà per dal Bodo. Bisogna che vada a scaldarlo il microonde. Va bene. Va bene. Sei in diretta? Sì. Ecco, non faccia ironia, non faccia... Grazie, ciao Gigi, grazie mister. Grazie, è sempre un piacere vedere. Aspetta che quando uno mi fa arrabbiare fa la linguetta, però. Fa un po' impressione, a dire la verità, un pochettino, però un emoticon umano. Come? Ciao ragazzi. Arrivederci Gigi. Ciao. Arrivederci mister, grazie mister. Allora, eccolo qua, intanto... mister. Che succede? Così eccoci qua. Ecco, no, hai visto, già sistemato. Invece grazie Tony che hai pensato un po' ai messaggi, adesso cediamo un po' di turno anche nel mandarli in onda, e grazie già a tutti quelli che ci hanno scritto, salutiamo Andrea, Mirko, Davide, salutiamo Fabio. Nicola Mantovanelli, Mitica, salutiamo Andrea Foroni, Stefano Ortolani, Marino Marangoni, che è grande parrucchiere che ci segue. Ho bisogno anch'io di un po' di un taglio. Andiamo, appena si apre andiamo tutti a Badia. Poi Fabio Murari, il Grant, cosa ha scritto di bello? È scappato sul messaggio. Davide Bottari, Fabio Barbiroli, grande Beppe, sei l'erede del nostro grande Puliero, salutiamo il nostro... grande, salutiamo davvero, Puliero. Mandiamo un saluto unanime al nostro anche mitico Roberto, che chissà che non segua quello che sta accadendo nella sua bella Verona da altre dimensioni, chi lo sa, noi siamo convinti. Allora, adesso... Salutiamo anche Ilenia. Anche Ilenia salutiamo, la nostra amica,
Tony, grande sì. maglietta, ti fanno i complimenti per la maglietta, Tony. Ah, davvero? Qualcuno Sì. conosce i Clash. Bene, sono contento. Dunque, andiamo con un altro grande mister. personaggio. È un mister, lui li conosce tutti. Un altro mister. Li conosce O tutti, meglio, giusto? noi lo chiamiamo mister, poi in effetti Sì. qualche dubbio su cosa effettivamente abbia allenato, stia allenando, un attimino ce l'abbiamo. Del Neri, comunque, qualche prova in più ce l'abbiamo. Lui certo. Però lui è il nostro lo chiamiamo mister, mister, lo stesso, dai, vediamo. Vediamo se c'è. Vediamo se c'è in linea. Sì, pronto? Mister Olindo! Eccolo qua, grande Olindo. Ciao Olindo, come va? Olindo. Ciao ragazzi, abbastanza bene, grazie. Sì. Insomma, finalmente hanno un po', diciamo, quasi mollato un pochettino le gabbie, ecco. Sì. Quasi. Marco- Molti si aspettavano qualcosa in più, anche lei? Sì, certamente mi aspettavo qualcosa in più, diciamo Sì. che la fase 2 Sì. è un po' come la fase 1, ma con la rottura dei maroni della casa ai parenti, insomma. Grosso modo. Non è che l'avevo se- ancora vista così. Olindo, Non è mi che- sembra, sì, o no, mi sembra che tu non abbia bisogno di Marino Marangoni, giusto? No, assolutamente no. Diciamo che ecco, da questo punto di vista a me, diciamo, i parrucchieri mi fanno Sì. un baffo, nel senso che Bella questa, complimenti. però a parte questo, visto che Sì. insomma è il 1° maggio, la festa dei lavoratori, sono Sì. estremamente vicino a quei lavoratori che insomma hanno un'attività della Sì. quale non possono insomma svolgere Bravo, per Lindo, via delle restrizioni. bravo. E quindi se Bravo. non entrano palanche, insomma, Sì. o hai un grussoletto messo da parte come te, Tony, che insomma sappiamo che sei pieno di scherzi su regalini. Sì, beh. È un Lindo, la conosce bene Tony, Sì, lo perché conosco. abbiamo lavorato insieme nelle radio private, ho fatto un sacco di soldi. Poi su quelle o no, su quelle si facevano certo. veramente palanche proprio. Palanche, Comunque, palanche. insomma, Sì. e in più cosa succede? Che paradossi di paradossi, Sì. lo Stato ti dimanda anche di pagare le tasse, quindi qua è un cane che si smorsega le rece, insomma, ragazzi. Il comune La ti manda coda anche- era, il comune- semmai, il comune ti manda anche le multe, tra l'altro, per Il eccesso di comune ti manda- velocità. il comune Ne sai ti manda- qualcosa, Tony? È bello prendere una multa per aver superato di 4 km all'ora sulla tangenziale. Vabbè, pazienza. Dai. Va bene. Comunque Sì. c'è da dire che è una cosa. Sì, Hanno detto, Sì, dica. che i parrucchieri versano il 1° di giugno, sì, Sì. sì. che è lunedì. Dopo Esatto. martedì le festa, perché nel 2 Che il 2 hai voluto avere contemplare 2 giorni, l'illusione dei 2 giorni. Dai, Dai, ma su. ci sono Ma Ma sai che parrucchieri- l'ho pensata anch'io, però. Sì, però ci sono Sì, ma- parrucchieri che aprono anche il lunedì. Posso fare un saluto velocissimo No, a no. No, a Marco Roddo che ci scrive e addirittura dall'Austria, da Klagenfurt, ci ascolta Viviana. Ciao Viviana. Ciao, Ehi là, grande. saluto anch'io, mi accodo ai tuoi saluti, saluto anch'io Marco Roldo e Viviana da Cloc. No, Klagenfurt. Klagenfurt. Beh, immagino che tu conosca il calcio austriaco, no? A me mi manda sempre, ma va a Klagenfurt, va là. Sì, no, conosco il calcio austriaco, un calcio di qualità e quantità, non ce ne sono banane, signori miei. Forse più di quantità, o sbaglio, Lindo? Abbastanza, sì, più di quantità, insomma, sono tenissi, come si dice in gergo tecnico, sono abbastanza tenissi. Sì. Comunque, volevo lanciare un appello, se mi è permesso. Sì, prego. sì, prego. All'inviata della Rai a Tokyo, Sì. mi pare si chiami Botteri, una roba del genere. Sì, Cina, Giovanna. No, Botteri. Allora, Sì. vabbè, al di là che possiamo capire che anche lì i parrucchieri, i sarà-saradi. Sì, E al di là che possiamo capire che la Rai aveva i verdi. Però volevo lanciare un appello a quelli della Rai. Ma dica il cambio dei maioni, perché da sempre che il maione era. Allora avrai i muschi, li cheni sotto la Rai. Sotto le antenne. Alla carità di Dio. Ma dica sì. qualcosa. No, infatti sui social è esplosa proprio questa polemica e tanto l'hanno difesa, però non hanno detto che stipendio prende. Però vabbè, pazienza. No, per carità, sta svolgendo un egregio lavoro, però insomma, Sì, portare il cambio. Vabbè che la sala partì in fretta e furia, l'ha messo dentro le prime robe che la catà, ma il maiolo è sempre quel nero, a V.
Ormai sarà il trido, sta in piedi da Ma solo. sa che alcuni cercano di crearsi un po' il personaggio, a volte è quello, no? Che hanno Esatto, sempre sì. magari un po' la stessa maglia. Ad esempio, Olindo, non hai mai avuto un consulente d'immagine, tu, qualcuno che anche in Sì. campo ti desse qualche consiglio? Sai che le tute, no? Sarri, la polemica che veste in tuta, non lo volevano. A te qualcuno ha mai imposto qualche look? No, mi praticamente, siccome mi alzo presto, mi vesto la Sì. mattina con scuro. Verso l'armadio quel che cazzo. Facile che il giorno vada via con la maglietta a righe e le braghe a scacchi, quindi abbino scacchi e righe, quindi può succedere insomma un po' di tutto. Ma volevo anche magari sentire se c'è qualcuno in linea, se ha qualcosa da Proviamo. dirci. Sì, intanto scusa Olindo, perché ti chiedono di salutare la Moira di Oppeano, Loris. Certo, saluto la Moira, una ragazza di qualità e quantità. Non ce ne sono banali, l'ho conosciuta, non me ne voglia insomma il suo compagno, devo dire. No, vabbè, no, adesso non andare troppo. Sì, no, dimmi, sì. Tiente la stretta perché è una brava ragazza, insomma. Non si fa che dire un gran bene, ecco. Ecco, Sentiamo un attimo che abbiamo in linea. Pronto? Pronto? Con chi parliamo? Sì, signori miei. Sì, signori miei. Com'è, ragazzi? Ma è il mitico. Il mitico è lei? Sono È lei? Mister X. Mister X. Ecco, X. Mister X, non lo volevo appunto perché Mister X, grande insomma, venditore di arredamenti. Mobili, arredamenti, mobili, ragazzi, grandi occasioni. mobili di Leo Massiccio era non trucciolare, no, non cagare, era. Anzi, Sì, certo. abbiamo fatto anche. Venite a cattarmi! Volentieri, appena si può. A Non mi proposito, sento più. Sì, che succede? Pronto? Sì. Ci Ecco, sente? adesso ci senti? Mister Dico, X. Sì. dico, Sì. venite a cattarmi! Dica. Sì. Allora, non sei poi mia, però insomma, appena si può, no. si può, venite a cattarmi perché io ho, diciamo, ideato Sì. Cosa? diciamo, delle barriere studiate apposta per i negozianti. Però barriere- attenzione. Ma che Mi barriere ricordo. del plexiglass, ma che cagate! No. Barriere del Leo Massiccio! Leo no, Massiccio. vabbè. Ma come Vuoi si fa fare a una andare a vedersi? Vuoi Sì, fare una cenetta a lume di candela con Tom Weir? Tanto ne sa 2 mesi che te la vedi a casa ogni giorno, te avrai 2 coglioni, te metto il divisorio di Leo Masticcio, ma non te la vedi mai in santa pace, no? Da pensare a marketing, Ma sai che è una bella idea però in effetti, non ci avevo pensato. Complimenti, un'agenzia mi che sembrava mi una stupidata. Sì. Sono è agenzia vero. di marketing che mi studia queste robe qua, no bale. Sì. Anche l'art director che mi studia queste robe qua, a parte che le bonde disegnare Topolino senza sì? copiarlo era. No. Dite un giorno in agenzia finché lui Sì, te parla e ti disegna Lilo e Stitch senza copiare era, a memoria. Fantastico. Fantastico. Creativo. Le uno che Creativo. sotto ecco, te nomini Lilo e Stitch arriva e butta lì. Non è così. La forza del marketing non è così. Ma senta un attimo, ma per quanto riguarda questo periodo si è inventato qualcosa? Perché logicamente la gente non può spostarsi e voi dovete spedire a casa, giusto? Certamente, signori miei, non siamo mica qua a indrissare le banane col martelletto di gomma, no, altri. Certo. È bella l'immagine, fra l'altro. Sì. Abbiamo fatto la consegna a domicilio, ho fatto le cose, così stiamo consegnando la tua cugina, non intrucciolare, diavolo becco, non roba che si specca, la portiamo in Leo Massiccio. Allora, il servizio è tu chiami, no? Sì, come Noi funziona? sì. Ci dai le misure della tua cugina, ti facciamo il progetto, te le fa il nostro grafico con la penna biro, te le fa al momento. Adesso no con l'AutoCAD o roba del genere, con la penna biro, scusi. No, manco come se faceva una volta era. E ti manda, ma adesso ci sono altri mezzi. Sì. Ma lui te le fa anche sulla carta del prosciutto, insomma. E te le fa. E te fa la fotografia, te le manda su coso app lì su WhatsApp, te ne dai l'ok. Sì. Fa il preventivo, te ne ok, te fa sconto, te lo consegniamo direttamente a casa, te ne versi il portone, te ne versi il portone,
te scarichiamo tutto lì, dentro che hai fumetto le istruzioni, te terrani, tutto che a restare qualcosa, parla così, se te vuole così, stesso non capito. Ma come fa uno? In legno massiccio, scusi, è pesante. Allora diamo l'Ikea, costa anche meno, ho capito. Ecco, bravo, ecco, parla è sapientone. Dopo, magari te fai il figo perché ti inviti una vigliacca a casa, te senti sulla tavola per fare il figo col bicchiere in mano e te vai a cul per terra. È una roba leo massiccio, una roba di trucciolare. Ho capito. Vabbè ragazzi, comunque vi saluto. Grazie. Aveva una domanda per Olindo, perché alla fine ha chiamato per Olindo. Sì, no, vuole dire che Olindo non mio spormi. Non ne fa sport. Olindo, grazie Mr. X intanto. Sì, dimmi. Prego. Tra l'altro prima stavo dicendo che appunto, tanto saluto anch'io Mr. X. Stavo dicendo che finalmente ci hanno molato e si può andare ancora. Si può andare a fare una corsetta in giro, ho capito come? Sì. L'unica roba che ne sono accorto. Sì, dimmi Olindo, no, è una telefonata già in linea, dimmi. Vabbè, che aspetta, se poi alla fine Falla tu la trasmissione, allora. Non dimmi, Olindo, dici. Oddio, fortunatamente però mi sono smentegato che nel frattempo in 2 mesi mi è cresciuto le onde dei piedi. Vabbè, quelle si possono tagliare. Ma no, da smentegare. E quando mi è toccato una casa era perché la unghia dei piedi della mia Olina la metallava e il devo vicino che non so mica come si chiama. Ma che male! E sono a casa e si era tutto insanguinato, ho capito? Fa malissimo quello. Ma sentiamo chi c'è in linea. Sentiamo, intanto cerco nomi detta del piede e sentiamo un po' come. Sì, dai, sentiamo se c'è come ancora. Si chiama. Eccolo qua, pronto? Pronto? Sì, pronto? La Monica! L'Elga? No, sono la Manica! Sì, è Monica! Tieni un attimino il microfono distante perché distorce, sì. Dici. Hai una domanda per Olindo? Vuoi dirci qualcosa? Sì, volevo chiedere al nostro insomma, mister Olindo Filippi, che saluta. Sì, ciao Monica, vieni stringi perché sennò arriva io. Sì, scusami. Non sia scortese però. Scusami, sarà breve. Cercherò di essere più breve possibile. Volevo chiedere. Si chiama Pondolo, scusa Monica, si chiama Pondolo quel dito lì, vedi, i nostri ascoltatori. Pondolo, quello vicino al mignolo. Pondolo. Siamo uno dei 7 nani. L'hai chiesto tu, Olindo, le dita del piede. Sono informati, ci hanno detto. Jesolo. Comunque che aveva l'oncia della mia Olina che mi tagliava il pondolo. Ok, esatto. Adesso sentiamo Monica un attimo. Sì, infatti, mi chiedete di essere breve, poi insomma parlate solo voi. Adesso non per far polemica. Non far polemica, che già. Tu sai Alessandro che io sono sempre molto corretta. Toni lui, sì. Io sono sempre molto corretta, saluto anche Antolini, sai che sono salutiamo anche noi, ma non c'è qua. Ecco, comunque volevo semplicemente chiedere al nostro mister Olindo insomma cosa ne pensa, se secondo lui se il campionato finisse adesso insomma sarebbe una tragedia. Perché insomma non so se il Chievo insomma sarebbe qualificato ai playoff o cosa, perché ormai la classifica non la guardiamo più. Ecco, no, fate bene, infatti, sì. Fate bene, sì, lo so, lo dico sempre anche ai miei fratelli, fate bene fratelli. E volevo da qualcos'altro, vabbè. E volevo anche, insomma, così se mi è permesso, mandare un saluto al nostro mitico capitano, che per noi è sempre il capitano, insomma, e glielo manda soprattutto non solo da me personalmente, ma anche da mia cognata, che ex cognata, perché adesso si è separata, però ciò non vuol dire niente, cioè, non è che uno pensa che in tempo di quarantena abbiano litigato e si siano separati, invece no, le cose non andavano mai anche prima, e comunque hanno 2 figli splendidi, si sono separati consensualmente, continuano a vedersi, telefonarsi, e soprattutto
e soprattutto Sì, suo un po' marito più, li paga tutti gli alimenti, quindi Vabbè, è inutile ok. fare della dietrologia. Va Quindi, bene. No, ma ecco, nessuno la fa. lo dico alle Sì, malelingue che devono imparare, insomma, a non ma parlare male degli se- altri e chi lavarsi i panni saluto? sporchi in casa, che è Grazie praticamente il Monica. secondo cugino Chi di Pellissier. saluto? Chi saluta? Pellissier, va bene, salutiamo Pellissier. Grazie. Grazie Monica. Allora, Sì, la Olindo, presa un po' insomma, larga, la domanda no, dai. niente. larga. Sì, dimmi. No, sicuramente ci sarà un sacco di problemi se riaprono i campionati, insomma, cioè se erano i campionati in sta maniera qua, perché mi Sì. immagino dopo la serie di ricorsi e tutto finirà in tribunale, quindi È insomma facile. staremo a vedere, anche se mi rendo conto, insomma, che prendere Sì. una decisione è un affar serio. Cioè, È un non affar vorrei serio. accattarmi nel suo posto, è come doversi cavare il dente del giudicio senza anestesia, ecco. Che male. Comunque dai, vi Olindo, saluto grazie. cari ragazzi, va bene? Grazie. Grazie a voi, vi Olindo. seguo in diretta. Ciao. Grazie Olindo Filippi, sempre Ma gol che di balle Ponta. sti qua, te ciama, Ecco. dopo ti interrompe No, sempre. Olindo, c'hai il telefono Olindo, aperto. sei ancora in diretta. Olindo. Pronto? Olindo? Ah, Sì, scusa, sì. scusa, No, mi metti tu il sentivate ancora? telefono, grazie. Sì. Ah, Sì. scusa. Questo Dai. dopo Ya da lo conto becco, che sì ti che diamo è scritto, visibilità. sì che è scritto sul Bromby. Morso. Vabbè, eccolo qua, Allora, morso. Ciao. ciao Lindo, ciao, andiamo con un po' di saluti. Salutiamo Sì. Marina e Valeria che ci ascoltano. Caro Liliana saluto a che loro. già salutata. E Stefano Sacchetto cosa dice? Stefano Sacchetto onnipresente nelle nostre dirette, naturalmente. Lo mandiamo Assolutamente. subito. Premio Eccolo qua. fedeltà. Olindo, Premio fedeltà per Stefano. sparghe alla Monica. No. No. Molti chiedono il Barda, chi lo sa, chissà che Il Barda, magari il Barda, prima o mitico. Come poi, si chiama sì, l'amorosa del Barda? La Marisol. È la Marisol, difatti qualcuno aveva sì, scritto sì. congiunti come il Barda e la Marisol, sembra magari quasi un poema. Ecco. Ascoltami Nicolò, c'è il problema naturalmente in questo periodo si parla di tanti lavoratori che sono un po' in crisi per il lavoro È nero. vero. Insomma, Sì, cosa fra l'altro ne già i pensi? lavoratori quelli normali, più immaginatevi, no? Esatto, chi lavora un po' in nero, chi s'arrabatta, è un po' quello che viene chiamato il lavoro invisibile, no Tony? Quello Sì. che non emerge da nessuna parte. Esatto. È un'entità, si potrebbe dire, un po' Sì, quasi questo un'entità. lavoro nero. E noi abbiamo in collegamento, se non sbaglio, proprio Aspetta, sì, persona, ce l'abbiamo. una persona che appunto vuole parlarci Sì. di questo. Ecco, Sì, potrebbe essere un rappresentante. Sentiamo se siamo in grado di sentirlo. Ecco. Buonasera. Con chi parliamo? Vediamo. Pronto? Sì, pronto. Festa del non si lavoro vede nero. nessuno. Eccolo qua. Mi vedete? No, vediamo tutto nero. No, non vediamo. Vediamo tutto nero. Momento. Adesso? No. Ecco, attenzione. Attenzione. Attenzione, ma lei non è invisibile solo come lavoratore, è proprio invisibile come persona, scusi. Aspetta un momento, diamo stracanò che mi mette gli occhi. Sembra quello di una vedete? nota marca. Sì, la vediamo e sentiamo proprio... anche un accento un po' del sud, se non sbaglio, o no? Vabbè, insomma, diciamo che l'entità, diciamo, il mondo sommerso dello stracanò del lavoro nero è una cosa veramente che insomma ci porta a stare un po' nelle incognite, perché sì, no, immagino che abbia possibilità anche di ripercussioni, forse per quello, però mi sembra un po' inquietante, sembra la pubblicità di una nota marca di alcolici, insomma, di qualche tempo fa. Dobbiamo fare il parcheggiatore abusivo, vabbè, adesso, dai. vendere i botti trick e track, ma è un problema che non colpisce solo il sud. Infatti non facciamo tutta l'Italia, non facciamo questi cliché perché sembra no, l'accento del sud, no, e invece no, il lavoro in nero, lo diciamo, è un po' una realtà non consentita e in qualche caso è veramente un po' può essere una piaga, può essere una necessità, un po' di tutto. Ha già cambiato accento, scusi? È vero, perché per esempio anche il Piemonte, per esempio, colpisce anche il Piemonte, perché ad esempio io faccio sport di gianduiotti, vendo sotto banco la bagna cauda, per esempio. Hai capito? E certamente ti serve del tartufo. Sì. Magari, buono. Ti posso procurare il tartufo, perché il lavoro nero purtroppo poi in questo periodo dove tanta gente ha perso il lavoro,
hai capito? Sì. E bisogna proprio arrangiarci, e allora vero. Scusi, solo tartufo nero, immagino. No, anche quello bianco no, nonostante il lavoro nero, ok. Certo. Però è un problema. Invece, sì, sì. no, scusi, salutiamo anche Fabio che fa una battuta bellissima. Elo Maurizio Seimandi e anche Riberto, il padre DJ del Super Telegattone, se lo ricorda, bellissimo. Super Telegattone. Esatto. Ho fatto anche il DJ nero. Ha fatto anche il DJ nero. Sì. Hai capito. Sì, però posso dire una roba? Sì, dica. Ma sei il problema che colpisce anche il Veneto? Sì. Il Veneto, ma le sa tutte. Sì, che raga. Ma sei il problema che colpisce tutti? Sì, immagino. Un governo che non tiene, non tiene conto della gente che si è costretta a chiudere. A me, è vero. sto andando a fare consegne del Prosecco in nero, avendo il vino bianco e anche il vino nero. Ovviamente. Ma fa qualche altro lavoro in Veneto, non so, il radicchio, non so adesso di cosa si occupa in Veneto. Sono disoccupato, te l'ho detto. No, ho capito, ma di questi lavori in nero cosa fa? Come si arrabatta oltre avendo certo, avevo fuori da casa il banchetto dove faccio espressati. Hai capito? A vino bianco, vino nero. Sì, nero, ovviamente, sì. Era e tutte queste robe qua. Ho capito. Ma senta, e se andassimo per esempio in Toscana, c'è il lavoro nero, è presente la cara, perché lo diciamo agli ascoltatori, perché qualcuno si è connesso adesso, difatti dice, ma chi è questo? Lei è praticamente un'entità del lavoro nero, cioè non è una persona fisica, rappresenta proprio il lavoro in nero. Oh Grullo. Ecco, sono andato in Toscana. Pallino, per forza. Allora, l'Italia, che ci aiuti ci ha dato. Se prima te tu eri in crisi, ora praticamente tu sei veramente sotto il terreno, sotto il livello del mare. Capito? Io praticamente mi sono messo, ho preso le vacche, no? Le mucche, e la fiorentina la faccio da me, faccio il fiorentino, la vado a vendere, capito? La ribollita, bellissima la vado a vendere, la finocchiona non si fa tutto, bisogna arrangiarci. Bisogna arrangiarsi. È vero. Sì. E questa festa il 1° maggio è veramente una tragedia per noi, non sa lavoro. È veramente una tragedia, non sa cosa fare. Lo Stato ha detto ci darà gli aiuti anche per i lavoratori in nero. Ora vedremo. E infatti quello volevo chiederle, è riuscito ad accedere a qualcosa? Ha detto che vedremo come fare a registrarsi. Ho parlato pure con tanta gente, perché abbiamo un'associazione lavoratori in nero d'Italia e ci siamo riuniti in videoconferenza, non si vedeva la tipa. Beh, è dura fare le videoconferenze così. Abbiamo cercato di parlare, perché anche a Roma è lo stesso problema. Stavo dicendo, infatti, ma a Roma sarà problema analogo anche lì, penso, anzi parecchio, no? Bello. Ecco, sì, anche a Roma c'è problema, anche lì. È un problema veramente. Io sto a fare l'abbacchio. L'abbacchio nero fa una vaccinara. Ma no, non ci credo. Per la matriciana e porto con la bicicletta e porto che sempre qualcosa a bere, una birra, io do la birra, io questo, io quell'altro, ma tutto nero. Figlio mio, ma c'è anche il vino dei castelli, certo, lo vado a piare nelle fraschette proprio affrascati, vado a piare ecco, battutona poi mi piglio come si chiama, i sacchetti, quelli, le scatole termiche, le porte. Attrezzatissimo, devo fare altro, ragazzi. Ma lei come lavoratore in nero facciamo una marcia su Roma. Siete già lì, siete già lì, tra l'altro. Poi il nero lascia adito. Faccio autocertificazione vado a protestare contro il governo. Ma avete pensato qualcosa anche per le isole? Vado a protestare.
Sì. Abbiamo capito. Abbiamo capito. Calcio e pepe nero. Intanto salutiamo Paolo, stanno arrivando delle battute memorabili dai nostri ascoltatori. Dicevo, per le isole che sono sempre ancora più dimenticate, non so, la Sicilia, la Sardegna. La Sardegna. Dimenticate siamo. Dimenticate siamo. Come si chiama lei? No, non può dircelo. Gavino su. Gavino. Dimenticate siamo. Gavino. Comprare il lavoro nero in Sardegna in cosa consiste? Comprare le pecore nere ho dovuto, tutte pecore nere. Le pecore nere compratele io. E su pecorino nero viene. Sì. Il pecorino nero. A venderlo vado, sono il campanello. Pecorino ne serve, signora. Sì. Eccolo lì. Macite ne serve, signora. Pane carasau ne serve, signora. E si cerca di portare a casa da buttare ai nostri figlioli che a casa sono, che ci aspettano come gli uccellini a bocca aperta. Ci aspettano. Bravo. Che belle immagini, bellissime. Grazie, anche il Cannonau fate? Ma è una brutta situazione. Una situazione veramente non so come, drammatica. Drammatica, vabbè. Abbiamo visto un po' tutta l'Italia. Sul mare ho sentito mio amico di Rimini, stessa cosa. Anche a Rimini? A Rimini come funziona, scusi? Non so, c'eri a uno qua. Io facevo il PR, facevo. Adesso quella è dura. I PR neri nelle balere. Nelle balere? Nelle balere addirittura. Ma certo, avevo un giro al paradiso delle MILF. Avevo un giro. Eccolo. Hai visto che roba arrivavano, mi toccava andare a prendere col motocarro, mi toccava andare a portarle non molto galante però. In discoteca mi toccava, adesso non si lavora più, mi tocca così spacciare la piadina con squaccarone, cose lì, capito? Il gnocco fritto. Ecco, ho capito. Prima c'era la gnocca in umido, adesso il gnocco fritto mi tocca girarlo in così. Ecco, non ho capito come si chiamava la discoteca. Con cazzo si chiamava, il paradiso o qualcosa? Al paradiso delle MILF, non mi ricordo più. Al paradiso delle MILF. Bello, no, mi piaceva il nome comunque della Barara. Sì. Andiamo bene, perché qua ragazzi veramente dramma. Veramente. Dura. Ma veramente una piaga questa che prende dal nord al sud, veramente. Ecco, a proposito di sud, andiamo proprio nell'estremo sud, no? Parlavamo prima delle isole e sappiamo che anche la Sicilia, insomma, già aveva delle problematiche legate all'economia. Non so se mister lavoro nero, non so neanche come chiamarla, l'entità anche in Sicilia è presente. Chissà, ci interessa saperlo. Che sta parlando? Chiediamo Nicolò. Che mi sta facendo? No, mi chiamo Nicolò, ma è quasi un'inchiesta quasi giornalistica. Mi conosce? Come mi conosce, scusi? Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. No, un pochettino sì. Ogni mattina ti vedo che esce alle 7:45. Ogni mattina ti vedo che esce alle 7:45. Sì. Porcaccia la miseria. Percorre sempre quel dialetto. Quello sì, in effetti. Sì, no, scusi, come fa? Vedo. No. Sei una persona per bene, ti conosco bene. Sì, ma grazie, conosco anche quell'altro suo collega. Anche il Tony conosce? Conosco anche il Tony Franco. Lui lui si alza molto prima. Mazza, la notte fonda. È vero. E va in bicicletta aspettando come Gigino in giro per la città. E va con la baguette sotto. Ve conosco. Ci quindi conosco. insomma meglio contento. Sì, non dobbiamo preoccuparci. Noi stavamo facendo una domanda per conoscere la situazione, è vero, non è che dobbiamo preoccuparci perché mi ha un po' inquietato però No, non c'è preoccupare. Non vi dovete preoccupare. Prendo nota che mi avete fatto questa domanda e non dico altro. E facciamo le mani, ragazzi. Va bene, arrivederci. Ringraziamo. Vabbè, e buona nel primo maggio del lavoro in nero. Un abbraccio a tutti i colleghi che purtroppo hanno questa incombenza e disgrazia e speriamo che ragazzi ce la faremo. Avanti. Vabbè. Teniamoci tutti vicini. Ciao ragazzi.
Grazie mister Lavoro Nero, non so. L'entità del lavoro in nero, ci picchia, insomma, escludiamo. Sì, eccolo qua. Allora facciamo un po' di saluti, dai, chi è che manca da salutare? Sì. Beh, salutiamo la Erika, salutiamo poi, non ho capito questo messaggio, Fabio Birbaroli ha scritto, lo rimettiamo perché... Pepe Rai Nero, ok. Sì, dai, Pepe è bellissima. Abbiamo degli ascoltatori che sono dei comici straordinari. Vero, noi non le abbiamo lette vero. tutte, ma siete veramente meravigliosi. È vero. Se lo vedi la mattina perché va il canile a Torre Can per fare i giretti e dopo le riposa. Salutiamo Emanuele. Non male. Salutiamo il frisbee, Cacio e Pepe Nero. Esatto, è vero. Meraviglia, che ascoltatori, ringraziamo perché siete in tantissimi sparsi sui vari canali. Lo ricordiamo, è una diretta che va anche sul canale Beppe Biffido di YouTube e con quei che ascolta Gol de Ponta, canale Facebook, e un po' tutti i nostri profili personali, Giuseppe Rainero, Antonio Toni Franchi e anche Nicolò Brenzoni. E dovrebbe essere a breve pronto anche un altro personaggio. Pronto? Il Sandrone! Ciao, sono Sandrone. Ciao Sandrone, Sandrone, che piacere. Come stai Sandrone? Tutto molto bene, per fortuna siete tornati. Vedi, in qualche modo non siamo mai andati via, vedi che noi eravamo sempre qua. E tu invece come stai? Che già eri in quarantena prima perché non esci mai di casa, adesso cosa fai? Sto in casa ancora. Televendite? Sì, mi guardo le televendite, tutte le nuove novità che escono fuori, molto utili, anche delle diciamo degli oggetti per stupire i vostri amici. Sì? Beh, potrebbe interessare, visto che esatto. Per esempio, proprio ieri mi ero collegato sul sito www.glintrovabili.it di Euronova. Sì, però è già una garanzia. Che ha parecchi follower, a parte me, io un mio amico. Comunque, allora ho trovato cosa? un praticissimo sbucciabisi che sbuccia anche Tomare. Bene, può interessare, insomma, questo periodo per fare il riso e bisi o le tagliatelle coi bisi, cosa fai? Perché c'è scritto che a molti, ad esempio i bisi, la buccia dei bisi rimane un po' pesante sullo stomaco e soprattutto vero. pochi lo sanno che la buccia dei bisi è la principale causa di gas nello stomaco, quindi se tu non fai le scorreggette. Guardi Sandrone, già i nostri ascoltatori, Alberto, finalmente, ciao Sandrone, vedi, ti aspettavano con ansia, era da tanto che non ti sentivano. Ciao Alberto, ti saluto. Per esempio ho trovato anche un praticissimo cava pea dalla bondola che cava anche Tomare. Giusto, perché non tutti mangiano il pepe o il pistacchio che c'è nella bondola. Quindi... Ma come funziona, scusi? Consiste praticamente che ti danno un'unghia del mignolino finta che tu applichi col biadesivo e con l'unghia del mignolino lunga riesci a cavare via il pea. E poi ti gratti anche l'orecchio. Una confezione, esatto, è utile anche se magari hai spia dentro l'orecchio o dentro qualche cavità dove non riesci ad arrivare. Magari ricordi di farlo dopo. Una confezione da 10 unghie del mignolino costa 25 euro più spese di spedizione postale. Non convenientissima, non convenientissima. E anche e soprattutto c'è scritto nelle note, spero di rispettare l'ordine corretto fra la bondola e poi grattarselo. Lì non ho letto le istruzioni per l'uso, però per esempio ho trovato anche uno staccacciunghe dall'asfalto. È che non si va in giro, però. Che stacca anche Tomare. O per esempio un metti a posto i piloni nella cassettiera, anche questo è molto pratico. Praticamente spiegaci. Un utensile dotato di una calamita dove praticamente tu quando vedi piloni, coltelli, cucchiai, tutti con la calamita li vai a selezionare uno a uno, li poni nel proprio vano cliccando il bottone che stacca l'effetto calamita. Bellissimo. Guarda, Fabio ti chiede, tocca a te anche il cava peluchi da panza in televendita, mentre Stefano ti vorrebbe sindaco.
Allora, il cava peluchi da panza, basta prendere il cava pea, perché con l'unghia diciamo, Vedi? vai dentro all'ombelico e cavi i peluchi che si fa con la flanella di lana. È un multitasking, insomma, no? Multifunzione. Sì, puoi metterlo anche in tante tasche. Oppure no, va bene, sì, va bene, andiamo avanti. Per esempio, utilissimo e praticissimo, fa conto ti che mi non che no voia. Cioè, scusa, questo il nome è curioso, ma come funziona? Allora, quando devi tenere la contabilità o devi fare molti conti magari dell'economia familiare e non è questo fa conto ti che mi non che no voia, è un servizio a domicilio, ti mandano a casa un pensionato con la calcolatrice e molto utile, molto utile. Pensionato ovviamente che viene con la mascherina. Pensionato pocket. Esatto. Infila il filo forte Lucia. Cioè? Praticamente tanti fanno fatica a infilare il filo forte per cucire magari un bottone. Sì, è vero, è vero. Invece c'è l'infila filo forte, praticamente è una lente di ingrandimento macroscopica dove praticamente dentro il buco, se prima il buchetto di luce lo vedevi piccolino, adesso il buco sembra una visita ginecologica praticamente. È molto grande. Secondo me, scusa Sandrone, secondo me è un futuro anche proprio tu come televenditore, perché con questa metafora quel prodotto andrà a ruba, secondo me. Esatto, e ti danno anche in dotazione il profumo di Gwyneth Paltrow. Eccolo che torna il profumo di Gwyneth. Io spopola proprio. Guarda la nostra Susanna, scusa Sandrone, la nostra Susanna che ci ha dato degli spunti veramente impressionanti in queste dirette, dice mi vuoi l'app de Sandrone, come ti dice. È bellissima l'idea. Hai pensato a fare un'app? Sto studiando un'app con tutti i consigli. Sandrone. Grazie Susanna. Per esempio, cara Susanna, cosa ne pensi di questo utilissimo e praticissimo, soprattutto in questo periodo dove un po' l'umore è abbastanza insomma basso e la gente ha bisogno di tirarsi su? Bellissimo, fantastico, praticissimo, un portagioie e tutte sulle magagne. ma c'è anche un funzionamento particolare. Come fa a distinguere le gioie dalle magagne? Questo... È uno che ti porta delle buone notizie e si porta via quelle cattive. Sempre bello, sempre un pensionato, quindi per dar lavoro. Che sulle magagne. Oppure bellissimo. Un cava caramelle gommose dai denti del Dio. Anche questo questo in effetti è utile. E come funziona? Quanti magari, che ne so, andando veramente per strada, masticando una Mao, poi si ritrovano nei denti dietro e noi diciamo la cavità dentale superiore contro la cavità dentale inferiore non si stacca più e dopo ti viene i crampi alla mascella. Con quello, diciamo, tensile puoi staccare la caramella dai denti del Dio. Oppure un utilissimo strucco del dentrificio fino alla fine. Anche quello è utile, bello. Quanto dentrificio va sprecato perché vero. E invece questo qua è una specie di chiave come appiscatole delle sardine, se vi ricordate, che lo studio geniale. Ecco, ma lo voglio io questo. Scusa, dimmi. No, finisci pure, scusa, ti ho interrotto. Tutto quanto proprio fino all'ultima, diciamo, goccia di dentifricio. Ma meraviglia. Invece il nostro amico Stefano ti chiede se trova il sgrosta patata Beghelli. C'è il sgrosta patata Beghelli, dipende però quale patata, se la patata perché sono due patate ben differenti, anche ben distinte. Anche la patata per fare per esempio le patatine fitte, le fittelle, tutte quelle. Quindi sicuramente. Oppure ad esempio questo bellissimo per le donne, attenzione donne, forza donne, arriva il patataro, attenzione, un porta Cipria che l'ho finita.
Vabbè. Quindi te la porta perché ovviamente uno l'ha finita. Quando uno ha finita la cipria la ordina, capito? Bellissimo, il portacipria, bellissimo. Il porta un po' di cipria che l'ho finito. Oppure meraviglia. Oppure un girarosto, se no le cose solo da una parte. Anche questo molto utile. È un girarosto che gira e suona diciamo un messaggio quando l'arrosto è cotto solo da una parte ed è ora di girarlo. Ecco. Sì. Grazie Sandrone. Grazie Sandrone. Sandrone. Alla prossima, ciao. Ciao. Posso Ciao. salutare la mia amorosa? Sì, chi è la certo, ma da quant'è che non la vedi? Praticamente non l'ho mai vista, lei non lo sa, però io sono innamorato. Ok. Io sono innamorato perso, mi abita di fronte, continuo a guardare, praticamente metto le tapparelle grigliate, no? Sì. E metto davanti alla mia faccia dei gerani e delle piante, insomma, per mimetizzarmi. Hai capito. La guardo mentre magari si pettina, si spoglia la sua camicia. No, vabbè, è guardone sei, Sandrone. No, quando mi giro dall'altra parte. Come no? Dai. Va bene, Sandrone. Ecco, non so, vabbè, insomma, è un po' c'ho dei gonfiori. Vabbè, vi saluto. Ciao. Grazie. Ciao. Arrivederci. Grazie al nostro mitico Sandrone. E invece, grazie Sandrone, dai. Sì, eccoci qua, caro Tony. Salutiamo veramente un po' di altre persone. Salutiamo Michele che era fuori in bici. Salutiamo Susanna, veramente grazie degli input. E fra l'altro, fra poco, Susanna, resta all'attenzione perché un input bello importante ce l'avevi dato tu e dovrebbe tornare un personaggio che ha spopolato a dir poco la diretta di domenica, giusto? Perdo anch'io un po' il conto dei giorni. Domenica è stato. Domenica torniamo, Tony? Domenica, sì, torniamo. Domenica mattina alle 11, sì, assolutamente. Sì, il nostro orario consueto. Allora, dovrebbe quasi essere pronto anche, ma sentiamo ancora un attimo. Ringraziamo i tantissimi che ci stanno seguendo dalle nostre pagine Facebook, da YouTube. Molti hanno chiesto il Nereo, magari lo troveremo domenica. Qualcuno ha chiesto il Barda, tanti hanno chiesto il Barda. In effetti, e anche quello ci attrezzeremo per ricontattarlo. Chissà come starà passando la quarantena, non potendo forse sgommare nei giorni come faceva. Tu hai visto qualche gesto convenzionale, Tony? Mi sono perso. Vedo, io direi di andare in onda perché vedo qualcosa. Ma ti è arrivato il gesto di conferma? È quello che il gesto di conferma non vorrei che arrivassero delle maledizioni poi. Giustamente. Ok. No. Vedi? Allora, lo dicevo anche in radio che sarebbe bello fare un ulteriore webcam di quello che succede nel dietro le quinte. Diamo qualche indizio. Sì, vediamo se qualcuno capisce che personaggio potrebbe arrivare adesso. Diciamo che ha veramente battuto ogni record di audience domenica, l'avete chiesto in tantissimi. Vediamo se arriva. Cosa regaliamo a quello che indovina? Non so, uno dei dischi che hai dietro. Potrebbe, se vuole, sì, non c'è problema. Potrebbe entrare in diretta con noi la prossima domenica, per esempio. Giusto. Magari lo chiamiamo, dopo ci manda il numero di telefono. Abbiamo spazio. Stefano un po' ha intuito, Stefano un pochettino. Un pochettino Stefano. Esatto. Stefano meriterebbe anche per la Damiano, fedeltà. Anche Damiano, direi che è anche lui grande fedelissimo. Ma voi non avete ancora idea di cosa vi può aspettare, ragazzi, e neanche noi in realtà, vero Tony? Neanche noi abbiamo proprio idea di cosa ci possa aspettare. Ma... Intanto Fabio ti chiede, ma come sono dischi? Pensavo frisbee. No, sono dischi colorati, sì. Prova a lanciarlo. No, di la verità, no, aspetta, questo... No. Dov'è? questo è un DVD addirittura, un DVD. Però, grande. Ilenia dice Conte. Che comprai a Tokyo nel 1982. Fantastico. Ilenia dice Conte, quello magari arriverà domenica, e invece direi che Flavio e anche Paolo... Paolo, insomma, sì, hanno abbastanza azzeccato. Invece Stefano chiede: sono frischi. Dovrebbe esserci, sai Tony? Secondo me, esserci? se parti...
Non ho ancora visto il gesto convenzionale. Se parti... Phenomena. Signore, Rolando. La fa tutta, sì, la fa tutta. Se ce la passi. Sviene prima, secondo Hello? Okay. Anche col telefono. It's for you. Bravo! The question is, what is a phenomena? The question is... Allora, Quel del film dei Fantozzi, te lo ricordi, Rolando? chi? Folagra, quel sono io, Nicolò. No. Saluto. No, dico, il nostro ascoltatore Riberto dice che somiglia anche a Folagra, quel del film dei Fantozzi. Che cazzo è il Folagra? Io conosco Folagra. No. Ecco. Perché mi metto gli auricolari, vabbè. Meglio, sì, così almeno forse, esatto. Adesso torna col manamana. No. Eccola qua. Dai. No, dai, basta. No, è andato solamente. No, mettagli auricolari. Sì. Allora, Rolando, insomma, dai, lo fai bene comunque il personaggio. Complimenti davvero. Complimenti. Pronto? Sì, pronto. Sì, ci sente? Ci senti? Pronto? Sì, ti sento. Aspetta che auricolari da merda. Non mi sento. Pronto? Mi senteo? Sì, si senti, noi ti sentiamo. Bene. Aspetta che do un così che dà un magia mettose. Hai fatto carriera, insomma. Ci siamo sentiti domenica, sì, bella questa immagine. Ci siamo sentiti domenica che eri dal bagno tuo, nel senso bagno proprio di casa, non quello che hai a Caorle, e volevi fare carriera televisiva. Ti hanno chiamato addirittura i Muppet. Mi sembra che hai fatto un bel successo. Aperitivo. Grazie. E caccia mai Muppet, mega visto mai, ascoltami. Ne servaria qualcuno per fare bada, poi che so e mi ha fatto fare il provino, vuoi sentirlo? No. Guardi, già Damiano lo fa bene, complimenti, complimenti davvero. E invece guardi, il nostro amico Damiano chiede lo stabilimento perché vede, è tornato anche a ricordarle un po' il lavoro. Sì. Volevo dire una roba. Sì, dici. Sì. Ma ce ne siamo cattati tutti quanti noi altri dell'associazione Stabilimento al Mare. Sì. Sì. Tutti quanti Caorle, che già era tutti, Caorle, Rosolina, Sottomarina,
È vero, è vero, è vero. Che già era tutti che arroia. Ne siamo cazzati. Abbiamo fatto una simulazione praticamente di caso di cose di plexiga che vuol fare. Sì. E uno che ha sollevato, diciamo, un problema che già è reale, ma se è un po' di maestrale, un po' di tutti i casi plexiga lì si catemo in Croazia che va. Sì, vero. È già possibile che a Natale, scusami, al mare, è già possibile che arriva un colpo di vento, un temporale improvviso. Sì, ogni tanto, è vero. O dei grandini, ti ha capito. Okay. E dopo noi ce lo troviamo tra coppa e coglio. Non si vicini troppo che sparisce. No. Ma anche nelle giornate calde penso che si faccia lo spiedo, penso, col plexiglass, o no? Invece le serate calde te sudi come un pedeo. Appunto, esatto, quindi una roba incredibile, ma non si può fare una roba così, ti appio. Bisogna che trova un'altra soluzione, perché così non si può andare avanti. Pienamente d'accordo. Se non altro il fatto che arrivano i Muppet, ma li ha conosciuti veramente? Cioè lei è riuscito a conoscere, insomma, certo. a lavorare? Sì? Ha una mezza storia d'amore, infatti. No, non ci credo. Sono a Catala che ho scritto che sono congiunto la Porsea, come si chiama? Mi sporchi. No. Mi spieghi. Ma no. Ma scusi, e Kermit come l'ha presa? L'ha visto? Insomma, mi sta stalkerando, mi sta minacciando su WhatsApp, mi sta scrivendo, infatti questi lui, riguardo lui, adesso vuol farmi una festa amorosa e tutte robe così. Insomma, un pochettino, potrebbe essere qualche... Ormai agone a testa sta canzone. Immagino. Rimane, quello possiamo garantire. Avevo a fare una passeggiata accanto alla canzone, avevo mangiare accanto alla canzone, avevo pissare accanto alla canzone, avevo fare che non si può dire e accanto alla canzone. Ecco, a proposito, il nostro amico Stefano solleva un quesito sull'altro suo lavoro, mi sente? Sì, adesso sì. Bene, no, solleva un altro quesito sull'altro suo mestiere, no? Ma se uno riesce a leggerlo il messaggio, lei? Ma se uno tira una bomba o renta una parabola, cosa succede? C'è un problema. Se te sei dentro nel plexiglass, tutto recintato, e magari ti gamma che i bisi senza cavarghe a pe. Sì. Adesso tutto concentrato lì dentro, c'è un problema. Penso proprio di sì. Ecco. Va bene. Ho capito. Invece ci dica... Aspetta che guardo se che sei detto. Ma scusi, sì, ma mi spieghi dopo come... guardo dentro al profilo se che sei detto. Ho capito. La saluta Jessica, la saluta. No, aspetta, fammi vedere la foto. Vediamo se c'è una no, vabbè, adesso, scusi, dai. Una bella ragazza. Che deve amicizia su Facebook. Rolando Rotolone da Mestre. Che dopo mi scrivo un messaggino in privato. Va bene. Ma ci prova anche. Su Messenger. Sento dove? Su Messenger. Rende bene con quella R rotolata molto cavole, insomma, io ne so qualcosa, anche la mia un po' più veronese. Sì. Ascolta, adesso fa un esperimento, aspetta che mi rimetto l'auricolare. Sì. Fa un esperimento, ho avuto vedere. Sì, vediamo. Come si fa a tagliare la barba all'istante. Vediamo. Aspetta che tocco il rasoio. Ecco. È comoda però. Una soluzione ai barbieri, Posso vedere come si fa a slogarla all'istante. Sì? Aspetta che tacco il rasoio contrario. Bella. Tutto che dare una sfoltata ai capelli. Sì, dai. Sì? Ecco. Ho i capelli curti adesso. Fa un po' impressione, in effetti. Abbiamo trovato
Aspetta che mi fa una riga da una parte. Sì. Mi fa una riga dall'altra. Sì, no, ma sai che mi ha dato un'idea, visto che io faccio anche il professore nella mia parte seria della vita, con le video lezioni, prima di andare dal barbiere faccio così, è un'ottima idea, grazie Rolando. Vuole ricordarci il stabilimento invece, il nome dello stabilimento era, che lo chiedeva Damiano? Il stabilimento è Asasara e Tigrata. Però con lo spazio, giusto? In mezzo. Esatto, Asasara, virgola, e Tigrata, perché Asasara esatto. C'è veramente assassine, c'è veramente una roba che dovresti vedere. Per esasare, ti consiglio di usare sta crema. Vabbè, sì. No, non tanto. Non si vede, lo stesso. Non si vede. Lo stesso. Aspetta che tolgo il rasoio. Neanche questo si vede, va a cagare. Va bene. Rolando, ma i due anziani dei Muppet, volevo chiederle, magari studieremo qualche altro pezzo, qualche altra canzone, ma visto che lei è dentro un po' l'ambiente adesso, ma i due anziani che si vedevano sempre sul palchetto a teatro, come stanno affrontando questo momento? Noi Paul Vegnare. Vedi, sì. I capi 65 anni, che ha impedito di venire, che da stare a casa. Ho capito. Aspetta che c'è una che compie gli anni, Michela Barbiroli, che avevo fatto gli auguri. A Michela sì, abbiamo fatti, mi sa di sì. Sì, li hai fatti l'altra volta forse. La mia domanda se ho festeggiato. Ho capito che la GA festeggia ella, invece la mi chiede se GA festeggia il bifido o GO festeggia. Però ti ringrazia anche perché gli hai fatto gli auguri, quindi vedi, è doppia la domanda. Ecco, allora auguri Barbiroli, a Barbiroli. Va bene. A Barbiroli. Saluto anche a Susanna Favarolo. Che ci ha dato ottimi spunti. Ringraziamo davvero gli ascoltatori per questi spunti. Rolando, grazie intanto. Grazie a voi, saluto anche gli amici del Villa 40. Sì, okay. Salutiamo anche noi, Mirko, giusto, e tutta la compagnia. C'è qualcun altro da salutare? Ciao ragazzi, ci vediamo che a vacca. Allora, appuntamento domenica prossima? Domenica prossima che sarò. Va bene? Ciao. Okay. Ciao Rolando, ciao. Adesso basta, se no andiamo avanti fino a stanotte alle 2 a cantare. Vabbè Rolando, grazie, ok. Vabbè, sì, abbiamo capito. Salutiamo Rolando. Ciao Rolando, ciao carissimo. Vabbè, com'è che faceva la canzone, Tony? Com'è che faceva? Adesso basta, sì. Il tormentone di Manamana. Ma buono. Andato via. Siamo sicuri che sia andato via? Perché io non sono volata anche sta oretta, 1 ora e 10 che siamo ormai in diretta. Sì, quindi anche troppo. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito. Adesso presumo che si vada un po' tutti a cena, naturalmente. E aspettiamo. Mi dovrebbe essere arrivata. Sì, adesso mi dovrebbe arrivare la pizza, fra l'altro. Vabbè, beato te, dai, beato te. Bene. Come un po' come la nostra prima prova, te la ricordi, Tony? Lì la pizza arrivava a te, bellissimo, ben ricordi. Sì, sembra passato un anno, invece sono passati 10 giorni. Esatto. Allora, appuntamento domenica prossima alle 11, orario canonico di Gol de Ponta, con tutti i nostri personaggi. Su YouTube e su Facebook, lo ricordiamo. Sì. Non ho capito se il Beppe torna o non torna. Dacci un segno di vita. Non l'ho ben capito neanch'io, vedo sempre un po' sottofondo Muppet e vediamo se... Ti ricordiamo che c'è anche una chat privata nel caso qualcuno volesse approfittarne, e vediamo, insomma. Intanto salutiamo intanto Flavio, salutiamo anche te. Agazzo rizzato pronto, risottasso, penso. Agazzo, è tutto pronto. Grazie anche a Damiano, grazie a te, veramente siete stati in tantissimi anche in questa diretta e siamo a dir poco commossi. Dovrebbe esserci adesso il Beppe, sai Tony? Eccolo qua. Sì, andiamo con il nostro Beppe. Sì, ciao. Eccoti. Ciao Beppe. Ciao Beppe, ti sei divertito? Ragazzi. Ciao, tutto bene, tutto allora, bene.
che rimetto gli auricolari perché ho dovuto accompagnare Rolando Rotolone a casa sua, insomma. Tra l'altro. Ho capito. Guarda, anche salutiamo ancora una volta Susanna e Stefano, comunque fate vedere fuori onda che avremo ancora di più. Mi sa di sì, è che adesso ci attrezziamo. Intanto è stato già un miracolo a far vedere tante cose in onda e ve lo possiamo garantire, però ci attrezzeremo anche per quelli, magari facciamo meglio dei fuori onda. Comunque insomma dai, anche oggi speriamo di avervi tenuto compagnia, di avervi fatto insomma così, di avervi regalato un sorriso prima di cena. Sì. Il 1° maggio dal tempo bigio, insomma, sembra quasi un po' lo specchio di questo periodo. È vero, dai, lo ricordiamo un po', noi cerchiamo di regalare sorrisi perché per tanti questa festa del lavoro è sicuramente stata molto particolare sotto tanti punti di vista. Esatto, anzi, io vorrei personalmente dare un abbraccio a tutti gli amici che conosco, senza fare nomi, che comunque hanno un ristorante, un bar, o insomma un locale, una pasticceria, estetiste, parrucchieri, tutte le persone insomma che purtroppo non possono tornare al loro lavoro e probabilmente si addormentano con il pensiero di a pagare comunque tutte le incombenze che comunque stanno arrivando, nessuno le ha fermate, utenze, fornitori eccetera, tutti i soldi che uno deve pagare senza avere un'entrata. Quindi un abbraccio grosso veramente in questa festa. Concordiamo e anche tutte le altre categorie, penso anche ai tanti formatori, quello che insomma sono vicino anch'io un po' a quella categoria, ne conosco tanti che magari lavorano solo con partita IVA, solo con amici dello spettacolo, chi suona, giusto. E non può esibirsi. I service, tutti quelli che avevano serate programmate, chi ha uno stabilimento appunto anche insomma sul lago, un esercizio sul lago, insomma il turismo, tutti quanti, insomma sicuramente ce ne dimentichiamo, però ecco insomma. Noi vi siamo vicini e vi abbiamo regalato un sorriso e grazie davvero perché come dice Susanna è strepitoso quel personaggio che avete adesso visto con Elchier dietro e sì, penso Tony, vero? Ci accodiamo anche noi a questo commento. Certo. Insomma, complimenti davvero. Abbiamo fatto le corse. Si poteva però, in Veneto si poteva, quindi un po' di corse l'abbiamo fatte anche noi. Soprattutto un costume in particolare che è praticamente le sta come cavarsi e buel del salame. Va bene, grazie ragazzi, anch'io è stato un piacere stare con voi. Buona domenica, buon venerdì. Buon venerdì, ci vediamo domenica. Ci vediamo domenica 11, con Gol de Ponta. Anzi, facciamo le 11.03, giusto? Così non si sentono le campane, almeno quelle. A mezzogiorno sì, alle 11 no, forse. Esatto. Ci chiedono come mai continuiamo a dire 3, perché siamo in 3, quindi mettiamo sempre il 3 ovunque. Quindi 11 3 somari, 3 briganti, cantava qualcuno. Esatto. Ciao ragazzi. Ciao, grazie. Ciao. Lo stadio è gremito in tutti gli ordini di posto. Gli sguardi speranzosi ed assetati di vittoria seguono i passi del coraggioso giocatore che con fierezza si dirige impavido verso il disco di bianco gessato. Sì, signori miei. Ciao, sono Manica. Allora, una canzone di qualità. Tutti quanti sanno cosa lei che conta, perché quel che conta è soltanto il gol. Palla cade panza disegno de ongia, perché quel che conta è soltanto il gol. Gol de punta, meglio un gol de punta. Gol de punta, fanno un gol de punta. Ascolta la domenica che gol de punta, perché quel che conta è soltanto il gol. Sono banale. Tutto è pronto, la folla, tacita e rispettosa, attende l'eseguire della penalità. Ed ecco, il giocatore Beppe Bifido sistemarsi una nina alle sgalmare e apprestarsi a scagliare la sfera coiata. Ma nemmeno il tempo di un sorso di refrigerante tamarindo o un morso di un tosti o semplici che dir si voglia, che i muscoli di carnera memoria vanno a tendersi in una breve rincorsa. Ecco il tiro! E il gol de punta! E il giocatore viene portato in trionfo. Ciao a tutti! Ciao! A domenica! Ciao, Wamba!